Buongiorno a tutti, oggi è domenica 27 febbraio 2022, io mi trovo a Mosca e ho deciso di filmare questo video per venire incontro alle decine di richieste che mi sono pervenute negli ultimi giorni da numerose persone che sono interessate a capire come si stia vivendo questo periodo di forti tensioni internazionali in questa città che è la capitale di fatto di un paese in guerra. Posso subito tranquillizzare dicendo che la città che ho trovato è la stessa che ho imparato a conoscere negli ultimi 20 anni. Una metropoli enorme, viva, attiva, dinamica. Forse l'unico elemento di discontinuità che ho potuto riscontrare è l'umore della gente. C'è amarezza, c'è delusione e io posso testimoniare per mia esperienza che la stragrande maggioranza delle persone che abitano qui non sostengono il governo in questa operazione militare che è considerata un'espressione di prepotenza inaudita. Questo è anche per me qualcosa che non mi ha sorpreso. Il popolo di Mosca è un popolo abituato a vivere in una città che propone moltissimo a livello culturale. Il popolo di Mosca è un popolo abituato a leggere, è un popolo che vuole andare a vedere il balletto, che vuole andare a teatro, all'opera, al cinema. È un popolo che vuole uscire alla sera, incontrarsi con gli amici e cenare in ristorante. È un popolo che vuole garantire ai propri figli un futuro dignitoso. È un popolo orgoglioso della propria città ed è un popolo che ripudia la guerra. È anche molto indicativo che non vi siano tensioni per strada. Non tutti sanno che Mosca è una città multietnica, è la città che con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, più di qualsiasi altra, è riuscita ad accentrare la ricchezza, la proposta di lavoro e a rispondere alle ambizioni dei giovani sparsi in tutto il territorio dell'ex Unione Sovietica. In questa città sono presenti quindi numerosissime minoranze, dalle repubbliche ex sovietiche dell'Asia come il Tagikistan, il Kirghizistan, l'Uzbekistan, o del Caucaso come l'Armenia, la Georgia, l'Azerbaigian, o appunto dell'Est Europa come la Bielorussia, la Moldavia, l'Ucraina. La presenza ucraina qui in città quindi è significativa e nonostante questo due popoli appartenenti a due stati che si stanno facendo in questi giorni guerra riescono comunque a convivere in questa città in termini pacifici. Ed è ancor più indicativo che al contrario, proprio queste manifestazioni che sono state organizzate negli ultimi giorni di protesta nei confronti della guerra sono state gestite e coordinate proprio da russi in sostegno al popolo ucraino. Sono state manifestazioni che hanno contato la partecipazione di centinaia di persone, ma sono comunque manifestazioni non di rilievo se consideriamo che in questa città vivono più di 10 milioni di persone. Un anno fa, quando c'è stata la guerra nel Nagorno-Karabakh fra l'Armenia e l'Azerbaigian, le tensioni in realtà in questa città ci furono. Ci fu anche l'intervento delle forze dell'ordine, dell'esercito per sedare vere e proprie liti di massa. Questo invece non sta accadendo ora, a dimostrazione che il popolo russo è un popolo che non prevarica la minoranza ucraina, proprio perché è un popolo che si sente solidale al popolo ucraino. Da circa 2 giorni Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia e le conseguenze si stanno facendo sentire anche al semplice cittadino. Io stesso ieri non sono riuscito a pagare con la carta di credito in ristorante proprio perché la banca era stata attaccata
dagli hacker di Anonymous. Ci sono stati attacchi ai siti governativi, ci sono stati attacchi al canale Russia Today, ci sono stati attacchi alle RGD, che sono le ferrovie di Stato russe. Inoltre, gran parte dei paesi europei stanno chiudendo uno dopo l'altro il loro spazio aereo alle compagnie di bandiera russe. Io sono giunto qui venerdì scorso e l'aereo era arrivato in Italia con un forte ritardo proprio per queste problematiche qui e ha impiegato per raggiungere Mosca quasi il 50% di tempo in più rispetto a quanto avrebbe impiegato in situazioni ordinarie. Quindi adesso sta divenendo anche molto complicato collegare via aerea le città di Mosca alle città europee. È praticamente quasi ormai impossibile, a meno che non vengano utilizzati paesi terzi per coincidenze. Anche l'accesso a Facebook è ora limitato da un ordine del governo datato venerdì 25 febbraio. Il governo russo ha deciso di limitare alle utenze russe l'accesso alle piattaforme di Facebook e di Instagram in risposta a una loro limitazione a alcuni istituti governativi all'accesso appunto sia a Facebook sia ad Instagram. Devo dire che anche io, come la maggior parte della gente, condivido questa amarezza, anch'io mi sento frastornato, ho molti affetti qui a Mosca, conosco molte persone che provengono dall'Ucraina. Il mio pensiero non può che andare alle madri e ai padri che in questi giorni stanno piangendo i loro figli. Il mio pensiero va alle famiglie in Ucraina che si sentono ora vedove, orfane. Il mio pensiero va a questi soldati giovani di leva che vengono mandati al fronte in suoli stranieri. Il mio pensiero va a questi padri che in Ucraina accompagnano alle stazioni i propri figli, le proprie mogli, inviandoli verso ovest sperando che possano trovare posti più sicuri, mentre loro rimangono lì, nelle loro città, abbracciano le armi per difendere ogni centimetro del proprio territorio. Il mio pensiero va a chi nel 2022 in Europa ancora pensa di poter risolvere questioni internazionali bombardando delle città.